Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Presidente Coppola, com'è nata l'idea di scrivere questo libro? Era inevitabile dopo aver assistito ai primi 2 scudetti, poi sentivo intorno a me il fermento della città, del popolo. Il calcio non ha qualità traumaturgiche, non fa ospedali, non fa strade, non dà ricchezza, porta un po' di economia grazie anche al turismo, ma il calcio regala gioia senza distinzioni sociali. Gioisce l'operatore ecologico, gioisce il rettore, gioisce il chirurgo, il grande avvocato, persino il più disperato trova orgoglio e appartenenza con una magliettina addosso grazie al calcio. Il calcio può unire ma può anche dividere. Questo sì, perché poi le tifoserie a volte vanno un po' oltre nella rivalità, sono gemellaggi apparentemente saltuari. Ricordiamo ad esempio la non felice situazione fra Verona e Napoli con sfottò piuttosto pesanti. Uno dice bandierina tricolore allo stadio e benvenuti in Italia. L'ironia dei napoletani fu, superba, ma calpestando anche la storia, dicendo che Giulietta fosse una donna di facili costumi. Il calcio serve a volte anche per mettersi in mostra nella maniera meno positiva, ma fin quando rimane nell'ambito della civiltà, senza scontri, incidenti, va bene. Indubbiamente. Il fatto di presentare il suo libro anche qui nel Veneziano, da che cosa è nata questa idea? È stata l'Associazione Culturale Partenopea che ha saputo di questa iniziativa, che per solidarietà tutto l'incasso è per la Casa di Tonio, un progetto del cardinale benemerito Sepe di Napoli, e quindi quando mi hanno chiesto ho aderito con grandissimo piacere, l'ho fatto con grande gioia, perché sicuramente poter coagulare, e poi si è visto in una serata in cui sono riapparse vecchie glorie del calcio. Il calcio di una volta aveva un rapporto differente con noi operatori dell'informazione, adesso non vedi nessuno dei grandi protagonisti, è impossibile. Un tempo eravamo non amici, ma certamente in un reciproco rispetto molto forte con i calciatori, con i grandi protagonisti, a cominciare da Maradona a tutti gli altri. Infatti adesso ci sono molte più barriere, nonostante viviamo in un'epoca dove predominano i social, cose che dovrebbero, a proposito di unioni e divisioni, rendere tutto più compatto, invece non è sempre così. Hanno reso solo tutto più distante, apparentemente siamo più vicini, interconnessi col mondo, sappiamo anche l'agenda di Biden alla Casa Bianca, ma non parliamo neanche col vicino di casa. Così capita nel calcio, dove i tifosi non hanno più modo di vedere gratuitamente un amichevole, un test del giovedì come capitava un tempo, non ci sono più le inaugurazioni dei club perché i protagonisti non vanno, e trovo tutto questo molto triste, molto triste. A proposito di cose che uniscono e dividono, lei prima parlava di una differenza tra Venezia e Napoli, dove a Venezia c'è il carnevale, Napoli è un carnevale, dicendo che però non è del tutto vero questo luogo comune. Vuole spiegarci meglio? Era per giocare sulle parole. Di Venezia c'è un gran carnevale, Napoli non è un gran carnevale, perché molti pensano a questa oleografia, pizze, mandolino, sparatorie. Ricordo che anni fa un giornale tedesco pubblicò la foto di uno ammazzato in pizzeria con la pistola a fianco al tavolo e la sua faccia nel piatto. Allora a volte non bisogna vivere a una città con grandissimi problemi, tanta disoccupazione, ma c'è anche dei musei pieni, c'è 400 chiese storiche riconosciute patrimonio UNESCO, il Museo Mann che ha gli egizi, mostre straordinarie. Così come Venezia, quindi la comunanza non è soltanto il rapporto con l'acqua, che a Venezia è superiore perché per andare a scuola vai in battello prevalentemente, ma diciamo che le due città hanno molte affinità, innanzitutto la storia e la cultura che le unisce.